Nasce da un disagio dei commercianti che vorrebbero esorcizzare la crisi scacciando via i minori migranti appena insediati in un palazzo vicino alla centralissima via Roma. È la protesta contro il nuovo centro, chiuso subito a essere stato aperto per mancanza di alcuni requisiti di sicurezza nella struttura. Dunque il problema non sussiste più, la prefettura ha fatto sgomberare i locali, ma l'importante è essere polemici. Due fronti opposti di offese reciproche che inneggiano al razzismo e all'intolleranza degli extracomunitari da un lato e dall'altro alludono ad un sistema di sfruttamento di opportunità nel gestire l'accoglienza. Tutto sembrerebbe essersi risolto, il centro non esiste più, ma la protesta continua a marciare, tramutandosi in una lotta al consenso politico delle facili strumentalizzazioni. Ed è subito pronta anche la controprotesta, la data è fissata tra 2 settimane, il 23 settembre. Ma andiamo con ordine. All'interno delle istituzioni comunali è stata subito spaccatura, così come ad essere divise anche la città. Il capogruppo del Consiglio Comunale Mare Lucaci aveva tacciato il sindaco 5 Stelle da Carmina di essere a conoscenza che sarebbe sorta la struttura d'accoglienza e di non aver fatto nulla. Dal canto suo il sindaco, nonostante le stelle, ha cavalcato l'onda dell'intolleranza dei commercianti contro i migranti, ma accusando il sistema dell'accoglienza. E siccome è troppo facile aver ragione accusando gli altri, adesso vedrà marciare fin sotto al comune una vera e propria protesta in favore dell'accoglienza e contro l'amministrazione comunale. La contromanifestazione vedrà al suo interno non solo chi è politicamente e ideologicamente all'opposizione, chi già parla di sfiducia, ma a voltarle le spalle potrebbero essere anche delle identità che l'avevano sostenuta. A marciare adesso potrebbe essere anche la Chiesa, alcuni sindacati e non solo.